Salmo numero 2. Perché stu cumbuglio tra mezzo alle nazioni e mezzo ai popoli sti pensamenti umani? Perché sta mossa di re di a terra e l'unione che i principi facciano con elli contro all'Eterno e a uso unto? Spizzemo i soliami, liberemoci di eso catene. Quello che tronizzeglia il lucelu ride, delli u signore se ne ride. E poi parla in la sua collera, spaventa il suo furore. So io che ha giunto o mio re, non tua azione a mia montagna santa. Farai a pubblicazione dell'ordinanza. L'Eterno m'ha detto, sì o mio figliolo, taglio gennara toglie. Cherimi e ti darà due nazioni in lascita, l'estremità di a terra per posesso, e spizzare in cunasta di varro come uaso di uasaglio e spizzare. E ava re, conducitevi con saviezza, giudici di a terra, ricevite l'avvertimenti, servite l'Eterno con timore e rallegratevi con tremolamento, baciate o figliolo per paura che non si inserghi e che non perisca nella vostra via, che a sua collera è pronta ad infiararsi. Beati tutti quelli che in elli si confidano.